Insomma, una è questa questione che riguarda i tempi, no? Per parafrasare un padre dell'ambientalismo, Tiezzi, no? Tra tempi biologici e tempi storici. Insomma, ci sono dei tempi storici dovuti, diciamo, come si diceva una volta, all'azione dell'avversario di classe, così anche Mancini mi capisce. Cioè, diciamo, le urgenze che sono della crisi economica, ma che sono della crisi democratica, che sono della crisi della criminalità, insomma, dell'imbarbarimento della vita civile quotidiana, diciamo, appunto, alle iniziative legislative di questi governi e così via, che ci obbligano, cioè un obbligo proprio, un'urgenza morale a essere in piazza questa sera a fare le controronde o fare altre cose, proprio di rispondere, diciamo, a delle iniziative che non scegliamo noi, ma che pur ci sono e non possiamo far finta di non vedere perché non ci piacciono, perché non le hanno, dobbiamo fare un lavoro di, diciamo, di resistenza in termini bruti, insomma, no? E dall'altra parte sappiamo invece che le politiche di trasformazione che intendiamo noi sono quelle molecolari, sono quelle della socializzazione, sono quelle che hanno appunto invece bisogno di relazionabilità, che hanno bisogno di tempi biologici, insomma, di rapporti umani, di interpersonali e così via. La seconda questione, la seconda dilemma che mi pare, questo diciamo, opposizione e consenso, no? Quello che ci sta venendo avanti, insomma, quello che l'imbarbarimento che abbiamo di fronte è dovuto a molte cose, no? Sicuramente anche ad un livello proprio di ignoranza, diciamo, di sottovalutazione e così via. Insomma, questo, diciamo, la controinformazione, il lavoro che facciamo e così via, in realtà sappiamo come farlo, no? Informare che dietro Mattia, dietro Veneto City probabilmente ci sono tutte le cose che diceva Massimo Carlotti prima, no? E già questo è un salto colossale nella lotta, no? Essere contro 6 milioni di metri cubi perché oscurano il sole e essere contro anche perché, e chiedersi e farsi chiedere alla gente: ma scusa, ma quel signore lì, quel faccendiere lì, dove trova i soldi? Li trova lì, li trova. Che cos'è il financial project se non un sistema di canalizzazione e di riciclo di tutto quello che vediamo poi essere la finanziarizzazione, eccetera, eccetera. Ma questo lo sappiamo fare, diciamo, il lavoro di acculturamento, di informazione e così via. C'è un discorso di ricatto economico in momenti di crisi, il ricatto economico, cioè la mancanza del sostentamento minimo del salario dell'occupazione. Questo ti fa dire accetto anche, noi veniamo dalla storia di Porto Marghera, sulle le cose raccontate qui sulla nocività e così via. Da quanti anni è che ci portiamo dietro questa cosa? Quando vado ai cancelli della fabbrica, quando siamo andati, continueremo ad andare e così via, a fare, a proposito, divertenze, Alessandro, divertenze anche urbane. Oggi non c'è, anche qui ci dovremmo interrogare perché non ci sono. Qui ci sono, oggi siamo tanti comitati territoriali, ma qui non c'è medicina democratica, eppure è con noi ogni momento. L'Assemblea permanente contro il rischio chimico, che ha fatto è riuscita ad imporre un referendum straordinario, non mi ricordo più quanti, 30.000 persone sono andate a votare a Marghera, hanno votato contro il ciclo del cloro, imponendo al comune. Quindi ci sono anche lotte urbane, e come ci sono lotte urbane nei centri urbani, anche per non dire contro gli sfratti e tutta Elsion, per esempio, a Roma, e esperienze di questo genere sono tutte esperienze di lotta proprio urbana. Ma secondo me anche il ricatto economico non basta a spiegare questo. C'è un problema che passa il consenso, cioè alcune cose hanno il consenso della gente, e qui c'è tutto un aspetto
che non è riportabile alla questione salario-orario, è tutto un aspetto che riguarda il simbolico, il consumo, che riguarda i modelli di vita e così via, su cui, che non è puramente manipolazione televisiva, non è la pubblicità, è un discorso di compensazione, cioè diciamo l'accettazione del rischio, della percezione del rischio, l'accettazione del rischio, che sono le malattie, i morti sul lavoro, sono ma per esempio pensiamo agli incidenti stradali, tutti noi oggi siamo ormai stati conquistati dal fatto che in cambio della comodità della mobilità accettiamo di essere degli assassini, perché quando andiamo in una strada siamo potenzialmente degli assassini, accettiamo questa condizione, non ci scandalizziamo, eppure può capitare che ognuno di noi possa essere ammazzato o ammazzare. Quindi c'è tutto questo lavoro, diciamo, che la TUSH chiama decolonizzare l'immaginario, che è un lavoro straordinario, che non è solamente appunto né il salario né i metri cubi da costruire né l'inquinamento da combattere, è una cosa ancora più complessa. Quindi per finire, io credo che noi dovremmo mettere ordine su tutte queste cose, tentare degli approfondimenti in questa fase drammatica di crisi economica, sistemica, storica, come è stato chiamato, e noi tutte queste nostre lotte, che sono appunto tasselli, qualcuno diceva, di queste cose, dobbiamo riuscire a mettere appunto queste cose in un tassello di un affresco che deve riuscire a dare, ad immaginare appunto un'altra possibilità, un altro sistema economico e sociale, nella sua interezza, nella sua complessità. Noi c'è la straordinaria forza di queste lotte che stiamo facendo, che io sono perfettamente d'accordo con quello che scriveva Revelli. In che cosa consiste? Consiste nella esemplarietà, e dobbiamo rivalutare questa cosa. Cioè, se io riesco a dimostrare che facendo un gas invece che una banca del tempo, invece che un ciclo corto e così via, io riesco a dimostrare che risolvo i miei bisogni e i miei desideri e quindi il mio benessere in un modo diverso da quello che propone, che non riesce a darmi il mercato, dimostro nei fatti che un altro mondo è possibile. Lo dimostro in un tassello, lo dimostro in una, tu le chiamavi spregiudicatamente nicchia, lo dimostro in una realtà, in un'esperienza. Se io riesco a fare un gas a Milano e a fare, se le ACLI, perché poi appunto anche qui, cioè le ACLI, che sono un sindacato cattolico e che hanno, diciamo, sono stati 100 anni fuori dallo Stato e quindi sanno come si può fare, come si può fare mutualità senza il welfare, senza essere parastatali. Le ACLI a Mestre fanno presso la Casa dell'Altra Economia un gas in cui mettono insieme le questioni economiche, e lo fanno non ai fricchettoni che vogliono il biologico, lo fanno a quante 76 famiglie, a 200 famiglie che non raggiungono la selezionata sulla base della povertà, e altrimenti pensiamo ancora che da questa crisi sistemica si possa uscire con delle politiche keynesiane. E quindi pensiamo che questa crisi sia una parentesi che si possa chiudere per tornare nei 30 anni migliori che c'erano prima. Visto che i 30 anni migliori c'erano prima, non abbiamo questa nostalgia, dobbiamo trovare un'altra strada.